Innanzitutto useremo un software che è Google è una delle compagnie che quasi io credo tutti conoscete e utilizzate soprattutto il motore di ricerca, cioè quella pagina bianca di Google dove io cerco quello che mi interessa su internet. Idea fantastica, e nel 2000 Google compra una società che si chiamava Keyhole e che aveva sviluppato un software per la gestione dei pozzi petroliferi. Comprano questo software e nasce Google, cioè la ricerca di parole chiave di interesse con un'estensione geografica. Quindi a quella parola, nome, al nome della società, negozio, veniva associata una coordinata geografica. Quindi io non solo trovo le informazioni sul negozio, ma trovo anche dov'è e vedo dov'è il negozio. Da qui lo sviluppo è stato rapidissimo, perché prima Google era solo in 2 dimensioni, con gli sviluppi successivi sono arrivati alle 3 dimensioni, quindi io vedo la forma della Terra. Google acquisisce anno dopo anno le immagini sempre più adatte alla risoluzione e sviluppo subito, cioè la qualità dell'immagine, la risoluzione, assumiamo la qualità dell'immagine. E quindi la cosa più bella è che Google è rilasciato in modo gratuito, quindi ognuno può scaricare, usare e divertirsi, perché è un divertimento, e offre un punto di vista privilegiato che è un punto di vista dall'alto. Le immagini che sono su Google, qui se volete scaricarlo, concettualmente è un globo virtuale, cioè è una sfera che rappresenta il pianeta Terra. Poi hanno fatto Google Marte, poi hanno fatto Google Luna, quindi poi sono andati dietro gli oceani, si stanno evolvendo molto rapidamente. Quindi posso vedere una mappatura per esempio della Luna con i punti dove si presume che siano atterrati. Non so. Quindi è un'esperienza sicuramente divertente. C'è anche un simulatore di volo. Google si basa su delle immagini da satellite, ma non sono le immagini da satellite. Il punto di vista, come diceva Alessio, dall'alto, un punto di vista privilegiato, soprattutto in caso di guerra. Quindi io dall'alto posso vedere come il mio nemico si distribuisce sul campo e posso fare delle operazioni di conseguenza. Quindi dalle torri di avvistamento che sono appunto in alto fino ad arrivare alle prime fotografie aeree di quel fotografo che si chiama Felix, Felix, che è un francese che nell'età dell'Ottocento montato su una mongolfiera usciva all'epoca, inizia a scattare, però ovviamente le pellicole, le fotografie erano promosse e non c'erano grandi. Nei primi Novecento arrivano con delle macchine fotografiche a pellicola molto leggere, attaccate su un piccione, quello non era un montaggio, era un'attività vera. Poi arriva Sputnik, come diceva Alessio, io ho fatto dei grandi passaggi. Sputnik ha scattato qualcosa come 4.000 immagini della Terra in bianco e nero, con una grana molto grossa di fotografia perché avevano tempi molto veloci di scatto, però era il primo occhio che guardava la Terra dall'alto, fino ad arrivare ai modelli satelliti. I modelli satelliti sono più di 13.000 che orbitano sulla Terra, stanno su orbite che vanno tra i 2.000 e i 1.000 km e fanno essenzialmente 2 cose diverse. Alcuni fanno delle fotografie, quindi fanno degli scatti nel visibile, si dice, cioè come le macchine fotografiche. Quindi la luce che io vedo, i satelliti catturano questa energia e la trasformano in immagine. Altri, attraverso un raggio radar, misurano la distanza tra loro stessi e la superficie terrestre e quindi fanno un modello della superficie terrestre, un modello digitale di Terra. Google ha unito queste 2 cose e io vedo le fotografie in 3 dimensioni. Giusto per farvi spaventare, vi faccio vedere quali sono e quanti sono i satelliti che girano sulla Terra. Questo è quello che gira aggiornato ogni 30 secondi in tempo reale, perché vedete se siamo connessi, sulla testa. Qua ci sono tutti i satelliti del GPS, della navigazione, tutti i satelliti della telefonia, tutti i satelliti militari
i satelliti Meteosat, ci sono i razzi, perché quando un razzo poi va in orbita e rimane in orbita per la questione gravitazionale rimane là, che uno delle volte torna giù, però insomma questo è quello che ci viene intorno. Era una curiosità, questa poi la mettiamo sul sito così ve la scaricate. E noi iniziamo il nostro viaggio da qua. Siamo qua e vedete che c'è una bella risoluzione di immagine. Io posso riconoscere tranquillamente le case, gli edifici, posso muovermi e posso vedere un po' il panorama. Non ci sono gli edifici in 3D, però se per esempio Venezia è coperta tutta, quindi potete vedere anche Venezia con gli edifici in 3 dimensioni, con tutto. Partiamo da una montagna molto alta, partiamo dall'Antelao, Dolomiti, e affronteremo quindi quelle che sono le forme glaciali recenti. E quello che vedete sono una montagna con la cima, con una forma leggermente concava, questa parte alta, orientata a nord. Vedete che qua c'è la freccia del nord, quindi io mi sto rotando e sto guardando verso nord, con queste due spalle e una parte di ghiaia e ghiaccio. Viene abbastanza facile disegnare una forma a ferro di cavallo, che è la cima della montagna, che chiude e abbraccia questa parte di neve, e disegnare, io l'ho disegnata un po' così ad occhio, diciamo, quella che è l'estensione della parte di ghiaccio e di neve, diciamo. Questo è uno dei, correggimi se sbaglio, 3 o 4 ghiacciai che rimangono sulle Dolomiti. Quindi qua vediamo il residuo di un ghiacciaio, oppure un ghiacciaio a fine carriera. L'Antelao ha queste forme qua. Un altro ghiacciaio sicuramente famoso è la Marmolata. È un ghiacciaio diverso, vedete la differenza della forma? Non ha più quella parte sommitale raccolta, tonda, diciamo, ad abbraccio, ma è una bella superficie in cima a una montagna protetta da una bellissima parete, che è famosissima, la parete sud della Marmolata, quasi verticale, orientata, questo è il sud e quindi questo è il nord, quindi chi di voi va un po' in montagna o comunque normalmente a nord è più freddo, perché i raggi del sole incidono. Quindi il ghiaccio si è mantenuto in quella parte. Anche questa è una forma residua di una forma glaciale. Però il ghiaccio qua c'è, e il ghiaccio forma, come Tiziano dopo ci farà vedere, delle forme particolari. Cioè, dove c'è stato un ghiacciaio, quella che si chiama la geomorfologia, cioè la forma del territorio, ha degli aspetti che sono tipici dell'erosione glaciale o delle forme glaciali, diciamo, relitte. E tra le forme glaciali relitte ben conservate ci sono le vette feltrine. Le vette feltrine. Ora io vi faccio vedere questa forma, queste sono le vette feltrine, siamo sopra la feltre, vi faccio vedere qua, se vado troppo veloce, qua c'è feltre, questa è dell'avena, queste è feltre, e queste sono le vette feltrine. Vedete questa forma circolare, queste forme circolari, tutte queste forme circolari coalescenti, perché hanno una parte in comune, assomigliano molto alla cima dell'Antelao, un circo, una zona circolare che raccoglie una valle. Qua però, a parte il fatto che la fotografia è stata scattata probabilmente a primavera o su queste frequenze di primavera, c'è un po' di neve, c'è rimasta un po' di neve, però non c'è ghiaccio, non c'è più ghiaccio e tutta la montagna è coperta di erba, di roccia o suolo duro. Siamo a quote molto più basse e questo è quello che avanza, quello proprio che rimane in un ghiacciaio dopo che il ghiacciaio si unirà.
Il ghiacciaio, come vedremo dopo, lascia anche delle forme molto strane. Qui siamo nella Val Pisina e avete presente, voi più di me, Se io rigiro questa collinetta, scusa, Valle? Val Pisina. Vedete questo baffo? Mi allontano un po' quello zoom, qui c'è una nuvola che dà un po' fastidio. Vedete che ci sono due linee parallele e poi c'è una linea leggermente arcuata che va in mezzo alla valle. E apparentemente sembrerebbe parente di queste due, molto vicina, cioè la forma è simile. Però queste se ne vanno tutte e quella è la ruota. Dopo vedremo che cos'è quella. C'è scritto questa. Devo cambiare scala, questo è tutto il nord Italia, e questa era l'estensione della Grotta Casale. Cos'è? È un periodo. Mi ha dato subito buonasera, facendo anch'io intanto. Allora, questa è l'estensione che avevano raggiunto i ghiacciai durante il film, adesso vedremo che cos'è. Faccio vedere anche questa immagine che è una foto che abbiamo potuto fare sorvolando le nostre Alpi in quel periodo. Siamo 18.000 anni fa. Quello che viene chiamato Durgo veniva in realtà fino a alcuni anni fa, è l'ultima massima espansione che hanno avuto i ghiacciai. È l'ultima era glaciale, se vogliamo. Le glaciali ce ne sono state molte, soprattutto negli ultimi 2 milioni di anni, circa una ventina si pensa, e al momento della loro massima espansione i ghiacciai riempivano le valli, come si vede in questa immagine, e delle Alpi affioravano solamente le cime più alte. Un'immagine che attualmente bisogna andare in Antartide, questa è una foto fatta proprio in Antartide per vedere qualcosa di simile. È chiaro allora, per tornare al discorso che ci faceva vedere Nicolò, che ghiacciai così importanti hanno lasciato enormi tracce nel paesaggio, sapendoli un po' riconoscere. Questo strumento ci aiuta a capire le forme principali. Sposto così vedete anche un po'. Allora, intanto i ghiacciai partono da delle zone come si vedeva nelle rete feltrine, come si vede anche qui nel Candelaro, che sono a forma di circo. Sono i circhi glaciali si chiamano. Delle zone appunto a forma di bacino, di catino, dove la neve si accumula, non si scioglie e lì il ghiacciaio viene alimentato, è la zona di accumulo del ghiaccio. Dai circhi il ghiacciaio scende verso valle, non dobbiamo immaginarsi il ghiacciaio come una massa di ghiaccio che è lì, ma il ghiacciaio è una fiumana che scende verso valle. Qui vedete due valli, due ghiacciai laterali che confluiscono in uno maggiore. E il profilo tipico che il ghiacciaio imprime alla valle è quello di una valle con pareti ripide e con una forma buca. Ecco, questa è la tipica valle. Queste, come dicevo, sono le rete feltrine, circhi delle rete feltrine che rappresentano dei circhi glaciali di bassa quota, perché siamo attorno ai 2000 metri di quota massima, forse anche un po' meno, ma durante l'ultima massima espansione glaciale qui c'erano appunto delle limpe che colavano e quindi scendevano verso Passo Porcellano e verso Ferro. Queste forme hanno un'evidenza anche nelle carte topografiche che usiamo spesso. Vedete qua? Questa è una carta turistica escursionistica della Tabacco che insomma chi va in montagna adesso utilizzi. Andiamo un attimo alla zona delle rete feltrine che abbiamo visto. Eccole qua. Vedete le curve di livello disegnano perfettamente questi siti e spesso e volentieri anche i sentieri percorrono, ovviamente si adattano alle forme del come sono una notevole evidenza. Tornando all'immagine iniziale, abbiamo visto delle forme erosive, i ghiacciai trasportano notevole quantità di detrintina. Le tipiche forme che riguardano i depositi ghiacciai sono queste collinette allungate, che si chiamano morene, e che si trovano o ai lati del ghiacciaio oppure alla fronte. Queste sono detriti che crollano, diciamo, o dalla parte superiore del ghiacciaio, che vedete che è fatta un po' a conca, quindi dalla parte sommitale, se c'è qualche materiale sotto, scivola ad alto. Oppure da vedere dei versanti che crolla e si appoggia, diciamo, nel punto in cui il ghiaccio raggiunge il versante. Quindi quando noi vediamo una morena sappiamo che il ghiacciaio ha raggiunto quel livello. Infatti, collegando le due morene che si trovano ai lati della valle, questa linea carteggiata rappresenta la quota massima raggiunta del ghiacciaio. E poi ci sono le morene laterali che chiudono la valle, come la morena, quel rilievo di Gai, eccolo qua, che avete visto prima, che
completamente disassato a questi altri rilievi che poi saranno un pochino successivi. Questa è una morena che testimonia che il ghiacciaio del Chiave, oltre a scendere al territorio veneto che si vede allo sfondo, a un certo punto con una lingua laterale si insinuava dall'altra parte e ha raggiunto questa estensione qua, appoggiandosi di più al versante no. Morene frontali sono a volte anche molto spettacolari, qua si vede messo un po' meglio un disegno che rappresenta la fase in cui il ghiacciaio è già sparito, ma se guardiamo lo sbocco vallivo delle nostre pianure abbiamo la testimonianza, ora morene frontali, abbiamo la testimonianza che i ghiacciai delle nostre Alpi raggiungevano addirittura la pianura. Qui siamo nel Garda, come vediamo su Google, e questo è un modellino in 3D del suolo. Queste colline che attraversiamo una volta usciti da Verona dall'autostrada per andare a Gardaland, noi passiamo in cima a queste colline che sono delle morene frontali del ghiacciaio dell'Adige, risalenti non solo all'ultima glaciazione di 18.000 anni fa, ma anche una serie di glaciazioni più vecchie che si sovrappongono e si aggiungono. Quindi il lago di Garda è un lago di sbarramento che si è formato a causa di questi detriti. E qui è una foto che abbiamo fatto in una delle nostre escursioni in cui si vede, credo dal Corpo d'Aquila, in cui si vede il lago di Garda meridionale con la cerchia di colline all'orizzonte che delimita questo enorme lago, e una valle glaciale laterale, la valle Magarina, dove scorre attualmente l'Adige, che è sempre venuto allo stesso ghiacciaio che ad un certo punto evidentemente si riportava, prendeva due direzioni diverse. Anche qui c'è un bellissimo anfiteatro moreno a Rivoli Veronese. Prego, torniamo back to Google. Io vi riporto in viaggio e vi riporto in montagna. Quindi siamo arrivati a Garda, ripartiamo e torniamo ad Alleghe. Torniamo ad Alleghe perché nel 1771 dal monte, io devo leggere, scusate, Piz, avviene una frana e questa ferita nella montagna è molto evidente dall'alto ed è molto evidente dal modello in 3 dimensioni. Si vede bene quest'analisi che questa parte qua è diversa, ha una forma diversa, non è naturale nella sua morfologia. Questa frana che scivola verso il bordo, no, il Corleone, verso il Corleone, sbarra, fa una diga, crea una diga sul fiume, perché la frana occupa tutto l'arco del fiume, che era questo, e quindi bloccando l'arco del fiume crea un lago, che è il lago di Alleghe. E anche in questa situazione qua si riconosce una forma circolare in alto, si può disegnare molto bene, si riconosce quasi della roccia esposta, della liscia, una roccia liscia bella levigata, pulita, mentre nella parte sottostante si riconosce tutto un accumulo che è il residuo della frana, è la frana, è la roccia che si è spostata da lassù e è scivolata verso il basso. Il lago appena formato ovviamente era molto più esteso dell'acqua attuale, e la testimonianza è questa piccola pianura alluvionale che si è formata andando indietro verso Camille, che è proprio Pari, e lì è il momento in cui il fiume, una volta sbarrato, ha iniziato a depositare materiale perché non aveva più la naturale via di sbocco. Il fiume poi si è organizzato, ha iniziato a scolare e ha bypassato, ha portato via la frana piano piano, tant'è che adesso c'è una diga che regina il livello di acqua, perché io che sia